Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Beatrice, MVP della partita, direi una bella emozione. Sì, assolutamente, sono proprio contenta sia per me che per la squadra. All'inizio dovevamo ingranare un po', però è finita bene, siamo state brave a tenere il loro gioco e siamo state brave, sono contenta. Vittorie annunciate non ce ne sono mai, però è chiaro che oggi avete collezionato la quinta vittoria consecutiva, quasi tutte tra l'altro per 3-0 come stasera, una per 3-2 la scorsa settimana. Difficile nascondersi a questo punto. Sì, no, siamo state molto brave anche la scorsa settimana a entrare nel loro gioco, a tenere, e anche stasera abbiamo visto che comunque riuscivamo a tenere il gioco e siamo state brave a portare a casa la partita. Allora complimenti Beatrice, buon lavoro come sempre. Grazie mille. Coach, hai detto una cosa giusta mercoledì, bisogna sempre metterci quel qualcosa per vincere partite di qualsiasi portata siano. Direi che oggi avete affrontato la gara sin dal primo pallone nel miglior modo che potevate trovare, siete riusciti a chiudere ancora una volta con un 3-0 che certifica uno stato di forma direi ottimo. Sì, oggi era importante l'atteggiamento, sapevamo di avere una qualità tecnica migliore, però quella si esprime solo se sei concentrato su quello che devi fare. Sapevamo i loro limiti, li abbiamo evidenziati, siamo stati bravi a tenere duro anche quando loro ci hanno un po' messo in difficoltà murando alcuni dei nostri attaccanti. Per cui sono contento della prova, ma perché appunto, ripeto, l'atteggiamento che hanno avuto in campo è stato quello di voler far bene, di voler essere presenti su tutto, di non sbagliare le cose semplici. Direi che la Picco sta facendo ben più delle cose semplici. Stiamo giocando bene, diciamo, stiamo esprimendo una buona pallavolo e quindi approfittiamo di questo momento per sfruttarlo quanto più possibile, per cui teniamo sempre alta l'attenzione durante la settimana, perché come ci si allena così si gioca, spesso è così, e quindi durante la settimana diamo sempre degli stimoli in modo tale che tutte quante abbiano sempre la voglia di allenarsi, ma soprattutto di esprimerla durante la settimana. Come di consueto hai dato spazio un po' a tutte le giocatrici a tua disposizione, anche Rusconi, io non so se fosse all'esordio, però penso che poco ci mancasse. Comunque abbiamo visto entrare anche le più giovani con la testa giusta in campo, supportate dalle varie Santini, Ferrario, insomma, e le vecchie conoscenze, ovviamente non le cito tutte, sarebbero anche tante. Quando è possibile sì, facciamo volentieri questi avvicendamenti anche per dar loro, come dire, il minutaggio, nel senso che sono giocatrici come la Sironi o come la Serena che hanno bisogno di stare in campo, di capire come funzionano certe cose, perché in allenamento sicuramente ci provano e ci riescono, però in partita molte volte il pathos e l'emotività del momento possono portarti a sbagliare, quindi vivere anche l'atmosfera della gara è importante, per cui quando è possibile, ripeto, faccio sempre questi avvicendamenti per dar loro spazio. Grazie coach, buon lavoro. Grazie anche a voi. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.